Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa prima edizione di TG Sicilia. I titoli del nostro telegiornale. Un altro naufragio a Lampedusa, c'è un morto, si tratta di un 29enne eritreo, secondo i testimoni ha perso la vita finendo in acqua durante le operazioni di salvataggio. Caro voli, la Regione mette in moto la macchina per gli sconti ai residenti in Sicilia e avvisa le compagnie aeree delle riduzioni previste e alle relative compensazioni. Ospedali a rischio, sempre più i medici che lasciano il servizio sanitario pubblico, seguiti solo in Sicilia da 7.000 infermieri. Proteste questa volta a Sciacca e nelle Madonie, presente anche il vescovo di Cefalù. Corpi in mostra, ogni centimetro di pelle riempito di simboli e figure. Catania è capitale dei tatuaggi alla Tattoo Convention con 150 artisti di tutto il mondo. C'è anche Glenn Matlock, fondatore dei Sex Pistols. Calcio, Catania oggi in campo a Cerignola, in panchina ci sarà ancora Michele Zeoli, martedì arriverà a Catania Lucarelli. Sempre in Serie C, il Messina sfiderà il Latina in casa. Ben trovati, questa edizione di TG Sicilia del mattino. Apriamo con una notizia, l'ennesima notizia di una tragedia a Lampedusa, un naufragio, una barca viene soccorsa con a bordo 39 persone, tra loro anche un cadavere. Si tratta di un 29enne eritreo che secondo i testimoni avrebbe perso la vita durante le operazioni di salvataggio. Il servizio di Emanuela Corsi. 29 anni, eritreo, è l'ultima vittima del mare. Il suo cadavere è stato trovato a bordo di una barca con altre 39 persone, tra eritrei e sudanesi, soccorsi al largo di Lampedusa dalla Guardia di Finanza e dall'assetto svedese di Frontex. La barca di metallo di 7 metri su cui viaggiavano i migranti era partita a mezzogiorno di venerdì da Al-Amra, in Tunisia, rotta tornata attiva dopo settimane di stop. Per cause ancora da accertare, il natante è affondato all'improvviso nelle acque di Lampedusa. I superstiti trasferiti nell'hotspot di Contrada Imbriacola sono stati sentiti dalla polizia e avrebbero raccontato che la vittima era viva e stava bene durante la traversata. Il giovane avrebbe perso la vita durante le procedure di salvataggio. Già all'inizio dell'anno il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, allora facente funzioni di procuratore capo, aveva evidenziato l'arrivo dalla Tunisia di meno barche in legno e sempre più barchini in metallo che hanno una grandissima instabilità. Sono state decine nel corso di questi mesi i barchini di metallo che si sono infatti capovolti durante le traversate e sono affondati velocemente, causando la morte, se non di tutti i migranti a bordo, di molti che o non sanno nuotare o non riescono a rimanere a galla in attesa dei soccorsi. Il corpo del 29enne morto in quest'ultimo naufragio si trova adesso nella camera mortuaria del cimitero di Calapisano. I compagni di viaggio superstiti hanno raccontato anche di aver pagato da 1.500 a 2.000 dinari tunisini per la traversata e che erano partiti in 40, quindi non ci sarebbero dispersi. Saranno celebrati oggi a Solarino i funerali di Chiara Adorno, la studentessa universitaria morta in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla circonvallazione di Catania. Come atto dovuto la Procura di Catania ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale 2 uomini che erano alla guida della Fiat Punto e dello scooter coinvolti nell'incidente, notificando loro un avviso di garanzia. I 2 mezzi e i cellulari dei 2 indagati sono stati sequestrati. Le esequie cominceranno oggi, stamattina, alle 11:45. Adesso parliamo del caro voli. La Regione mette in moto la macchina per gli sconti ai residenti in Sicilia e allora sono state avvisate le compagnie delle previste riduzioni e delle relative compensazioni per chi aderirà a questa iniziativa. Intanto il sindaco di Catania, Enrico Trantino, torna ad attaccare la SAC, che è la società di gestione dell'aeroporto Fontanarossa, parlando di manchevolezze e inadempimenti. Parla Manlio Viola.
Sconti sui biglietti aerei per i residenti in Sicilia. Dal 1° dicembre la Regione mette in campo fondi per l'insularità che permetteranno di scontare del 25% i voli di andata e ritorno per gli aeroporti di Roma e Milano da quelli siciliani. Lo sconto arriverà al 50% per le cosiddette categorie prioritarie: gli anziani con più di 65 anni, i giovani sotto i 26, gli studenti, gli atleti agonisti, i viaggiatori per ragioni sanitarie, i disabili, i residenti con un ISEE inferiore a 9.360 euro, i dipendenti con sede di lavoro fuori dalla Regione. Per il Codacons è un primo passo, ma non basta, e per Federconsumatori e Confconsumatori l'intervento è apprezzabile, anche se tardivo, ma bisogna intervenire per rendere stabile un aiuto di continuità territoriale, altrimenti non ci sarà mai una soluzione al problema. Intanto sale di tono lo scontro fra l'amministrazione comunale di Catania e la SAC, la società che gestisce l'aeroporto etneo. Il sindaco Enrico Trantino torna ad attaccare sull'incendio della scorsa estate, che ha mandato in tilt l'intero sistema. Rispetto alla nostra denuncia, ha detto il primo cittadino in consiglio comunale, la SAC ha fatto una relazione che non dice nulla, non risponde a nessuna domanda. A questo punto, annuncia, dobbiamo valutare come comportarci in qualità di soci proprio di SAC. Uno scontro che può diventare politico a livelli importanti, anche all'interno della maggioranza, tanto a livello regionale quanto catanese. È morto ieri l'ex deputato e senatore catanese Nino Strano, aveva 73 anni, da tempo lottava contro una malattia, già senatore della Repubblica, storico esponente della destra siciliana, da tempo si è ritirato dalla politica attiva, è stato deputato regionale, assessore regionale e parlamentare nazionale. Cordoglio unanime del mondo politico, i funerali saranno celebrati domani alle 16 nella cattedrale di Catania. Adesso parliamo degli ospedali siciliani, cominciano le proteste a Sciacca, nelle Madonie per il ridimensionamento degli ospedali della zona A causa della carenza di reparti e personale medico. La sanità siciliana in affanno anche per i 7.000 infermieri che si preparano a lasciare il servizio sanitario pubblico. Contro la chiusura dei reparti anche il vescovo di Cefalù Marciante, ce ne parla Francesco Triolo. La protesta arriva dal basso, dai cittadini e dalle istituzioni locali. Gli ospedali siciliani sono in sofferenza, pochi medici, i reparti a rischio smantellamento ed a farne le spese sono principalmente i piccoli presidi. La protesta degli abitanti di Sciacca e Petraiani è solo un'ultima testimonianza, tanto che il presidente della regione Renato Schifani ha subito convocato una riunione con il Dipartimento per la pianificazione strategica dell'assessorato della salute e il commissario straordinario dell'ASP di Palermo proprio per valutare la situazione ospedaliera di Sciacca e delle Madonie. Entrambi gli ospedali sono stati ridimensionati per la chiusura di diversi reparti. A Sciacca hanno protestato in 5.000 per denunciare la carenza di servizi e l'inaccessibilità delle cure a pazienti economicamente o socialmente più svantaggiati. Si vuole contrastare quella che si reputa una strategia che mira a depotenziare le strutture sanitarie pubbliche a vantaggio di quelle private, e il corteo di Sciacca ha visto la partecipazione di tanti sindaci della zona, deputati di diversa estrazione politica, associazioni, sindacati, forze sociali, medici e studenti. Il problema del ridimensionamento e degli accorpamenti degli ospedali è stato vissuto anche in provincia di Messina, dove gli ospedali di Milazzo e Barcellona vivono una condizione di precarietà in una zona ad alta intensità industriale. Ma è tutta la sanità siciliana in questo momento sotto i riflettori, anche i centri di eccellenza. Al Di Cristina, infatti, appena una settimana fa è morta una bimba dopo essere stata dimessa dai medici e la procura ha aperto un'inchiesta. A Taormina e a Tavica la vicenda del centro di cardiochirurgia pediatrica, la cui convenzione scade il 31 gennaio e ancora non si hanno risposte in merito ad una proroga. Adesso cambiamo decisamente argomento, perché Catania si trasforma per 2 giorni in capitale dei tatuaggi con la Tattoo Convention, che raccoglie 150 artisti da tutto il mondo. L'Italia è il paese, pensate un po', più tatuato al mondo. Lorena Dolci. Questo tatuaggio qui cosa significa, quest'occhio? È una geometria sacra. Mai pentita di un tatuaggio? No. Sono lontani i giorni del delfino e della semplice farfallina. I tatuaggi, quel marchio di fabbrica così diffuso, assorbe e rincorre le mode, tra tribal, anime, street art. Tutto un mondo di tecniche e di stili che per 2 giorni riempie l'ex palazzo di ghiaccio di Catania, che risuona del ronzio delle macchinette. Al momento sto facendo dei contorni neri, poi sarà tutto in bianco e nero. Ma è più bruciore che dolore. E tu resisti? Sì.
non sarei qui. Segnale di appartenenza, moda, semplice look. Di certo c'è che l'Italia è il paese più tatuato del mondo, con il 48% della popolazione marchiato. Ci sono tante motivazioni, c'è il design figo, c'è il significato, c'è il momento. Per me raccontano magari varie fasi della mia vita, comunque qualcosa di me raccontano. Ho smesso di contarli ormai da anni. Ad animare la convention anche il contest di moto customizzate, spettacoli di burlesque e di musica dal vivo. Starring la leggenda del rock, quel Glenn Matlock, fondatore dei Sex Pistols, che si dice ancora oggi arrabbiato, ma alla sua età in modo diverso. I'm still angry. Nonostante continuo ad essere indignato e controcorrente verso le attuali decisioni che vengono prese dall'establishment. Oggi come ieri il corpo in mostra, ogni centimetro una tela cucita sulla pelle. Il più doloroso non me lo posso fare vedere perché è quello sulla pancia e quello sul fianco. Il dolore c'è sempre, forse è anche il bello del tatuaggio. Viva il rock di Glenn Matlock. Allora adesso cambiamo decisamente anche genere musicale. La giovanissima cantante e cantautrice Madame ha registrato il tutto esaurito al Teatro Metropolitan di Catania per il tour indoor che la sta portando in giro per l'Italia. Adesso alle 21 anni Madame ha già ricevuto una pioggia di riconoscimenti e secondo Spotify, che veicola la musica online, è l'artista più ascoltata degli ultimi 10 anni. Il servizio. Madame incontra il pubblico di Catania per il nuovo tour indoor e lo show di questa giovanissima cantautrice già consacrata nell'Olimpo dei big della musica scalda il giovanissimo pubblico del Teatro Metropolitan. Francesca Calearo, 21 anni, in arte Madame, in soli 4 anni ha vinto 2 targhe Tenco, decine di dischi di platino e d'oro, i premi Bardotti e Lunezia e per 2 volte in gara al Festival di Sanremo. Secondo i dati di Spotify, portale della musica, è l'artista più ascoltata degli ultimi 10 anni. Ho scelto di fare una tournée nei teatri perché ho fatto un disco che si presta a questo tipo di palcoscenici, dice dal palco Madame. Un live molto curato, dalle luci ai suoni, diviso in 2 parti, la prima di colore rosso, energica e potente, e una seconda blu, più intima. Mi piace il whisky, il sesso con le femmine, un altro si chiama fischi, scherzi del penso Cristo, in scaletta tutti i grandi successi, da Voce, 4 dischi di platino, a Il bene nel male, 3 platino, ma anche il nuovo singolo, Aranciata, l'ultimo estratto dal nuovo album, L'amore, certificato oro. La scrittura di Madame è incisiva, lei è coinvolgente, essere incasellata in etichette non fa al caso suo. Sei un angelo che avrebbero le ali. Io sono donna, ma nella scorsa vita avevo il cazzo e lo so, come sono yin e sono yang, sono Jung, a volte l'empatia fa... Vabbè. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, prima però ci fermiamo per una piccola pausa, poi un'ampia pagina di calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia, parliamo di calcio e cominciamo con il Catania, perché mentre si aspetta l'ufficializzazione dell'accordo con Cristiano Lucarelli, atteso in città per martedì, oggi il Catania giocherà in casa del Cerignola. In panchina ci sarà ancora Zeoli, ce ne parla Marco Carli. Sempre doppio fronte in casa Catania. Prima di tutto la questione allenatore con Lucarelli pronto a sottoscrivere l'accordo di 2 anni e mezzo. Possiamo dire che ci siamo. Si discute sui componenti dello staff. Inoltre c'è anche la risoluzione che il nuovo tecnico deve portare a termine con la sua vecchia squadra, la Ternana. L'appuntamento in tal senso è fissato per lunedì e così martedì l'allenatore potrà essere a Catania. Tornando all'accordo fra la società di Pelligri e Lucarelli, come vi abbiamo anticipato, la seconda offerta fatta pervenire ieri contempla cifre più alte e dunque la dimostrazione del fatto che il Catania
Catania ha voluto il tecnico livornese, ma c'è anche la clausola che consentirebbe al club l'opzione, non necessariamente utilizzabile, di rinunciare alla prosecuzione del contratto per il 2025-2026, pagando però parte dell'ingaggio per la stessa stagione. Un'opzione esercitabile qualora il Catania non arrivi nei primi 3 posti a fine campionato 24-25. Ma la volontà dell'allenatore nel scegliere il Catania c'è tutta, anche con i rischi annessi. Come detto, ci siamo quasi. La squadra invece prova a pensare a tutt'altro, come chiesto da Zeoli. Se sarà facile farlo lo scopriremo a Cerignola oggi pomeriggio. Il tecnico ha portato con sé 21 giocatori e dovrebbe aver sciolto le riserve per quanto riguarda alcuni ballottaggi. A destra in difesa, ad esempio, dovrebbe andare Rapisarda, con Silvestri e Lorenzini in mezzo e Castellini preferito a Mazzotta sulla sinistra. Al centro, Quaini con Zammarini e Rocca. In attacco, pronti a rientro Bocic e Chiricò a supporto di Sarao. Cerignola-Catania sarà come sempre seguita da Telecolor, lunga diretta a partire dalle 18, collegamenti dallo stadio e commenti da studio, fino al post-gara con le interviste ai protagonisti del match fra pugliesi e rossazzurri. Sempre in Serie C, seconda gara consecutiva al Franco Scoglio per il Messina, che oggi ospita il Latina. Giallorossi in cerca di riscatto dopo le ultime sconfitte contro Taranto e Benevento. Sergio Colosi. Il primo vero momento di crisi del Messina di Modica passa all'esame del Latina. Un solo punto negli ultimi 4 incontri per i giallorossi che, a parte il pareggio di Crotone, hanno perso le sfide casalinghe contro Brindisi e Benevento e il recupero di Taranto. Ai risultati negativi si aggiungono prestazioni altalenanti, ma contro il Latina, settima in classifica ma ad una lunghezza dal 4° posto, serve la squadra di inizio stagione per centrare la terza vittoria stagionale, più che mai necessaria in considerazione delle prossime giornate di campionato, quando il Messina viaggerà con destinazione Foggia prima di ricevere la visita della capolista Juve Stabia, un motivo in più per inseguire il ritorno a quel successo che manca da metà ottobre, 1-0 sul Giuliano. Noi abbiamo necessità di essere di nuovo quella squadra sprint che ha dato luce nelle prime 7 giornate e che abbiamo fatto anche noi un buon calcio, siamo andati un po' in difficoltà di risultati, ma certamente su 11 gare abbiamo onestamente toppato 2 partite e mezzo, una a Sorrento, una col Brindisi e un'altra scellerata a Taranto. Il 4-3-3 di Modica è orfano di Ortisi squalificato e di Ferrara infortunato insieme a Luciani. Ballottaggio Tropea Polito per la fascia sinistra. Con poche alternative valide, il Messina si affida ancora una volta a Plescia e alla voglia di riscatto di Emmausso e Ragusa, sempre più distanti, almeno in termini di rendimento, dalle idee di gioco del tecnico di Mazzara. Il Latina, dopo una buona partenza, ha accusato qualche passaggio a vuoto, ma dispone di un gruppo collaudato guidato dall'ex rosanero Daniele Di Donato. Adesso ci occupiamo di pallavolo, seconda partita interna della stagione per la Farm Italia Saturnia, che al Pala Catania riceverà Verona. L'obiettivo è ripetere la partita con il Cisterna e portare a casa 3 punti importanti per la classifica. Il servizio. L'avvio di stagione è stato promettente, importante per certi versi e la Saturnia vuole che il trend prosegua. Domenica alle 20 al Pala Catania arriva Verona e i biancoblu ci credono. La vittoria interna contro Cisterna nella precedente partita catanese e alcuni scampoli di gara, come il secondo set giocato a Piacenza, indicano chiaramente che il gruppo è di quelli solidi e che coach Cesar Douglas ha da subito lavorato al meglio. Stiamo veramente bene, stiamo lavorando bene. E, siamo una squadra abbastanza esperta, soprattutto di Superlega, e la pallavolo che riusciamo a esprimere in certi momenti è di buon livello, alto livello. Ci sono alcune squadre che hanno dei mezzi diversi dai nostri, però anche l'ultima giornata abbiamo dimostrato di poter giocare al loro livello in alcuni momenti. A Catania si presenta una squadra scaligera che ha sulle spalle una partita in più, l'anticipo della 5ª giornata contro Monza, disputato mercoledì scorso, in cui le 2 squadre si sono date battaglia, anche se il campo ha promosso i Brianzoli che hanno vinto 3-1. Bossi è convinto della forza della sua squadra e individua un obiettivo finale che non è solo il mantenimento della categoria. Sarà importante accendere una fiamma e tenerla viva, che è quella del pubblico catanese, della gente, farsi conoscere, farsi volere bene, e quello dovremo farlo tutte le domeniche, da questa domenica in avanti, e quello sarà importante.
Questa è l'ultima notizia, il telegiornale finisce qui, vi ricordo che a seguire ci sarà la rassegna stampa curata oggi dalla collega Emanuela Corsi. L'informazione su Antenna Sicilia invece tornerà più tardi all'1:30, alle 13:30. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti.